La Scala dei Turchi, patrimonio dell'UNESCO. La proposta del deputato regionale Michele Catanzaro impegna il governo Musumeci e trova tutti d'accordo. Ed infatti l'Assemblea regionale siciliana ha approvato l'ordine del giorno che impegna il presidente Musumeci a promuovere l'inserimento del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO della Scala dei Turchi, gioiello ambientale minacciato dall'incuria e dagli scarsi controlli. Alcune settimane, ricordiamo, l'associazione Mariamico aveva lanciato l'allarme. La notizia faceva il giro del mondo. Caduti giù decine di massi per le abbondanti piogge. I detriti di pietra bianca sono crollati sulla collina della maestosa scogliera di Realmonte. L'eccessiva cementificazione intorno alla scala ha modificato il normale deflusso delle acque meteoriche e la massiccia frequentazione dei luoghi ha fatto il resto, dichiarava ai microfoni delle reti nazionali Claudio Lombardo, responsabile dell'associazione. Adesso Michele Catanzaro, giovane parlamentare regionale, ha chiesto l'inserimento della Scala dei Turchi nell'elenco dei siti patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO ed è per questo che ha deciso, presentando una proposta approvata all'unanimità, di impegnare il governo ad avviare le procedure necessarie a tutelare quel tratto di costa tra Realmonte e Porto Empedocle, rappresentativo dell'identità della provincia di Agrigento e dell'intera Sicilia. Occorre avanzare la candidatura nel più breve tempo possibile per tutelare il sito naturalistico da eventuali ipotesi di intesa per lo sfruttamento dei diritti d'immagine e per ottenere le risorse necessarie alla salvaguardia del tratto di costa recentemente interessata da crolli e cedimenti della scogliera.